Uno spazio senza colori politici ma con un unico scopo, quello di spiegare ai cittadini cosa accadrà con il passaggio della frazione di San Vito al comune di Noventa Padovana. È nato il comitato per il sì al referendum che in questi mesi si impegnerà a fare un'attività informativa ai residenti che sono chiamati a votare quando arriverà il via libera definitivo del Consiglio regionale, dopo che la Giunta del Veneto ha già dato l'ok al disegno di legge. Il comitato vuole sgomberare il capo dalle fake news e dalle informazioni sbagliate e promuovere una buona comunicazione con la cittadinanza di San Vito, che giustamente solleva importanti questioni da risolvere e va rassicurata. I benefici sono moltissimi per tutta la popolazione. Abbiamo anche persone anziane che per recarsi in comune o in posta magari devono prendere la bicicletta. Andare a Vigonza per loro è un pericolo. Noi qui siamo di fianco a Noventa Padovana, in bicicletta ci può arrivare volendo anche a piedi. Il referendum è un evento da affrontare con impegno per dare alla cittadinanza strumenti utili a capire e scegliere sulla base di dati reali, hanno spiegato i promotori del comitato. Ai nostri concittadini daremo informazioni sull'iter in corso, sulle modalità in cui si svolgerà e sul carico reale di lavoro che sarà richiesto alla cittadinanza, cercando di costruire una comunicazione sana e di smontare un sistema di paure che secondo noi sono irreali. Il passaggio verso Noventa della frazione di San Vito è una questione che riguarda la qualità della vita delle persone e non l'ambito politico nel quale si rivedono. Attualmente San Vito fa parte del comune di Vigonza, ma geograficamente è unito a quello di Noventa Padovana.